117esima escursione, terza volta nella vena del gesso, però stavolta la prendiamo da un'altra parte, infatti il Monte della Volpe non lo vedremo. È il 10 ottobre, sono esattamente le 10 in punto e si parte. Abbiamo programmato un giro, però vedremo. Qui forse un po' improvviseremo perché c'è tanta roba da vedere. Dal cartello sembrano cose molto interessanti. Siamo arrivati al primo bivio, che oltretutto è anche eventualmente un punto di partenza perché da sulla strada laggiù c'è un parcheggio. Noi proseguiamo per il 511, però qui c'è da armarsi prima perché ci deve essere una cartina del parco, magari su internet si trova, che praticamente fa un giro qui intorno e ci dice i punti interessanti. Infatti qui ci sono dei numeri, però io non so a cosa corrispondono questi numeri, perciò è da armarsi prima a cercare su internet l'eventuale cartina in PDF proprio del parco. Noi proseguiamo sul 511. Panorama, siamo partiti da poco. Laggiù il santuario del Monticino, dove abbiamo parcheggiato praticamente, e dietro sulla sinistra Rocca dei Veneziani. Bivio, qui non siamo mai stati, dobbiamo proseguire noi verso 511 zona Carnet, invece qua, questa invece è la strada che probabilmente rifaremo al ritorno. Cammino anche di Sant'Antonio. Andiamo. E oltre le viti, anche gli olivi. Siamo sulla strada, però ancora per poco secondo la cartina, e continuiamo con il 511. Rifugio Carnet da un quarto d'ora. Scultura nel cavallo rampante, bello, scultura nella roccia. Parcheggio prima del centro visita Cava Arnè, qui si arriva con la macchina e c'è questo cartello che è fatto benissimo, che ti dice appunto le varie opzioni del parco. Noi adesso andiamo a fare proprio questo, noi siamo qui, andiamo a fare proprio questo qui. È il solito gesso qui, zona Brisighella, ovunque, con i suoi riflessi. Verso Carnet. Di qua si va verso il Monte Mauro, dove eravamo 2 escursioni fa, nella 115esima. E qui, come si può notare, qualcosa mi dice che si va al Monte Rontana. C'ho il vago sospetto, percorso 511A. Qua si va sulla roccia e si scivola un po', anche perché ieri mi sa che è piovuto, almeno da noi ha piovuto, avrà piovuto anche qua. Percorso 511A. Bello. Magari vedere uno sparviere e un allocco.
cammina in silenzio, ok. Ancora apertura nel suolo, caratteristiche della zona. Mi viene da pensare che questi qui siano i resti del castello di Rontana, e qui altri resti. Speriamo che da qualche parte ci sia scritto qualcosa. Sì, così grandi sicuramente anche qua giù. Castello di Rontana, direi abbastanza palese a sto punto. Siamo arrivati a Monte di Rontana, in cima, 482 metri, dove c'è la chiesa, e qui giù ci sono altri scavi del castello di Rontana. Quello laggiù deve essere il pozzo . Altra segnaletica, capanna scout, direi che non vi sono dubbi. Ci sono anche le docce, vecchia roba. Ci si arrampica anche qui, si mangia, c'è di tutto e di ogni, complimenti. E dove eravamo prima, che abbiamo preso questo sentiero qui per andare su al Monte Rontana, sono esattamente le l'1:05, perché molto presto facciamo un altro mini anello e proseguiamo di qui. Qui si nota benissimo il gesso. Anello Carnea in aggiunta a quanto abbiamo fatto finora, essendo partita da Berisighella.
Il CAI di Lugo non finisce mai di stupirci, ha fatto anche il guardrail qui. Sulla strada sterrata stiamo tornando indietro, siamo a metà dell'anello Carnet. Dalla mappa questa qui dovrebbe essere casa Antesi. Antesi o Antosi, non è chiarissimo sulla mappa. 511 stiamo rifacendo praticamente il sentiero di prima e non ad anello, perché dove eravamo prima, esattamente a casa Antesi, era proprietà privata e ci hanno, vabbè, sono stati gentili, ci siamo messi a parlare con, non ho capito se era la custodia oppure la proprietaria, ci siamo messi a parlare con la proprietà privata e niente, ci hanno fatto tagliare per il campo e praticamente rintercettare il percorso 511 che abbiamo fatto prima. Ore 14:05 siamo ritornati dove eravamo partiti per fare l'anello Carnet, che, come ripeto, abbiamo dovuto modificare perché la cartina ci faceva passare una proprietà privata, però quelli della proprietà privata non erano troppo d'accordo e comunque sia sono stati gentili, ci hanno fatto attraversare un pezzo per ricongiungerci con il percorso 511. Si prosegue e si va verso Brisighella di nuovo. Ore 2:30 spaccate sui passi, siamo sui passi, stesso percorso di prima. Adesso però, anziché, noi siamo venuti da là prima, anziché venire da là, adesso scendiamo per tornare sempre verso Brisighella. Verso Brisighella, gran bella discesina. Le temperature si sono anche alzate, infatti se continua così fra un po' mi cavo il guscio. Qui ci spiega quali resti di quali animali sono stati trovati. Primati, rinoceronti, mammut, quell'altro pseudo cavallo, non so cosa sia. Tutto ciò a Brisighella. Noi prima eravamo lassù in cima, o perlomeno là dietro, e adesso stiamo seguendo questo percorso, questa spaccatura del terreno. Santuario del Monticino, escursione quasi finita perché il parcheggio è proprio qui sotto. (117esima escursione finita), sono le 3:15, abbiamo fatto anche oggi 104 piani in salita e 19.294 passi, dai, non male. Vento un po' ventoso all'inizio, un po' fresco all'inizio, ma poi dopo uscito fuori il sole, si sta bene. E anche oggi per la terza volta zona Brisighella alla Vena del Gesso, e anche qui tipico pezzo della zona, appunto il gesso vitreo, ormai siamo tutti esperti. E anche oggi